I bambini, in particolare Sole perché era presente con la mamma quando ha visto il ladro, è rimasta molto scioccata, però poi entrambi hanno iniziato a chiedere ma perché le persone vanno a rubare, ma perché non vanno a lavorare, e perché poi anche mia figlia ha fatto questa domanda che mi ha lasciato così riflettere, mi ha detto ma i ladri hanno bambini? Sono queste le domande alle quali Claudio Beltramello sta cercando di rispondere dopo l'irruzione dei ladri nella sua abitazione di via Lorenzo Lotto, nella zona nord di Castelfranco Veneto. Sono le 8 della sera, la famiglia, papà, mamma, 3 figli, appena finito di cenare quando Diana, la compagna di Beltramello, porta la figlioletta di 6 anni a letto, al piano di sopra. Prima la donna fa una tappa veloce nella stanza adibita lavanderia, non sa che dietro la porta c'è un potenziale pericolo. Così racconta la stessa Diana. Ecco, io sono arrivata qui e li ho visti lì, alla finestra, fuori in terrazzo, ho visto il piede e probabilmente era appena uscito da quella finestra lì, perché abbiamo trovato tutti gli armadi aperti. E era appena entrato, probabilmente prima era entrato da questa finestra qui, perché è scassinata, hanno fatto un buco. La donna grida, il ladro scappa dal balcone, calandosi verso il giardino per guadagnare la fuga. Non ci sono fortunatamente colluttazioni. Nella stanza corre Beltramello con il figlio diciottenne. Lo shock c'è stato perché poi ovviamente la finestra rotta, cioè c'è tutto un impatto emotivo, al di là di aver sentito la mamma molto spaventata urlare, basta quello per un bambino per restare ovviamente molto colpito, e quindi adesso dobbiamo un po' recuperare. Tanti danni, la paura, il disordine, ma il ladro se n'è andato a mani vuote, probabilmente dopo aver raggiunto un complice. Sul posto i carabinieri, mentre Beltramello, noto a Castelfranco per essere consigliere comunale del Partito Democratico e attuale candidato alle regionali, fa una riflessione politica e, visto il periodo, non potrebbe essere altrimenti. E se noi non togliamo le cause a monte che generano criminalità, finiremo a barricarci sempre di più col filo spinato, con le guardie armate. Questo non è un bel vivere. Ridurre povertà e diseguaglianze è il primo passo, ma non solo. Ovviamente senza nel presente, perché c'è nel presente, sono venuti a casa mia ieri sera, lavorare nella parte diciamo di contenimento, di protezione, di pena delle persone che commettono reati. Bisogna lavorare in parallelo su 2 piani, altrimenti si fa facile demagogia.